Eccola qui, questa è la bolletta, l'ultima bolletta arrivata relativa a luglio del 2022 che mostra un consumo inferiore rispetto alla pari bolletta dello scorso anno, ma un costo praticamente triplicato. Questa è una situazione che ormai perdura da qualche mese, ma a questi livelli non si era mai arrivati. 28.346 euro contro i 7.000 del 2020 e i 9.000 dell'anno scorso. Sono numeri che parlano da soli, quelli snocciolati dal presidente di Villa Belvedere. Nella struttura di Crocetta del Montello ci sono quasi 130 ospiti, la maggior parte non autosufficiente. Qui, tra un piano e l'altro, l'energia serve per garantire un minimo di qualità della vita. Con la bolletta dell'Enel noi facciamo andare l'impianto dell'ossigeno, facciamo andare il raffrescamento, facciamo andare i sollevatori, facciamo andare i letti, i materassi ad aria per evitare le piaghe antidecubito, cioè non possiamo permetterci di stare senza corrente. Tagliare su questi costi insomma è impossibile, di sicuro, sottolinea lo stesso Tappari, è immorale, così come lo sarebbe aumentare le rette. Su questo il presidente della RSA è netto. Io francamente l'ho già dichiarato, mi rifiuto di spalmare questi costi sulle rette degli anziani e delle loro famiglie, non certo perché io sia un anarchico o insurrezionalista, ma semplicemente perché trovo impossibile e non corretto spalmare una bolletta che è frutto da un lato di una mera operazione speculativa a livello internazionale e dall'altro di una pochezza di interventi politici a livello nazionale per settori come questo. Ma il copione è lo stesso in tutte le RSA della Marca. I conti aggiornati di Casa Marani nelle sue 3 strutture di Villorba, Povegliano e Paese fotografano un rincaro complessivo del 374%, dai 19.000 del 2021 agli oltre 91.000 euro di questi giorni. Abbandona ogni diplomazia anche la presidente Zambon. A rischio c'è la tenuta socio-assistenziale. Quanto alle rette, siamo preoccupati che se non riusciamo a pagare le bollette, e questo riusciremo a farlo solo probabilmente agendo sull'aumento delle rette, si rischia il taglio dei servizi e questo renderebbe impossibile erogare l'assistenza agli ospiti. 400.000 euro l'exploit previsto per Casa Marani nel 2022, un colpo durissimo. Le case di riposo della Marca sono davanti a un bivio. È insostenibile già nella situazione attuale. Se pensiamo poi in prospettiva che fra 20 giorni arriverà la bolletta di agosto e sarà forse peggio di questa, e soprattutto se pensiamo che in autunno-inverno arriverà il gas con valori quadruplicati anche lì rispetto all'anno scorso,